L'ombelico di fuori. Vorrei invitare qui sul palco tutte le ragazze con l'ombelico di fuori. Potreste venire qui per favore? Salite tutte, su! Coraggio, coraggio! Ecco, come potete notare, alla mia destra e alla mia sinistra l'ombelico con la ragazza intorno. Prego, mostrate pure i vostri... Ecco, sì, c'è qualcuno che è arrivato tardi alla spartizione degli ombelichi, infatti non si vedono bene o forse non li hanno proprio. Abbiamo, ecco, dunque io vorrei cominciare un attimo a commentare perché ci sono vari generi di un momento che mi sposto. Allora, innanzitutto mi sembra doveroso sottolineare l'abbigliamento di Cristina 40. No, beh, molto carino, molto originale, un po' anni 70, stile centro tavola, uncinetto, carino, dov'è il soprammobile? No, molto carino. E poi abbiamo anche, ecco, il nuovo look sacco, questo pezzo di scenografia. Avete visto, ragazze, le palme di cosa sono fatte? Sembrano i pantaloni fatti con la stessa stoffa delle palme. Carino, niente male, un sacco, vediamo poi che cos'altro c'è. Ah, beh, come potevo, vi prego, Giordana proprio ha bisogno veramente, scusate, il porto d'armi per portare queste scarpe, vi prego, si vedono? Ecco, di profilo, meravigliose, Miss Zeppa 1993. E chi altro ha le zeppe di voi? Chi altro ha le zeppe? Ragazzi, facciamo vedere un po' di zeppe. Ecco qui. Ecco anche quest'altra zeppa, molto bella, un po' più discreta la tua zeppa. Chi altro ha le zeppe? Tu hai le zeppe? Cristina 40 no, non hai zeppa tu. Basta con le zeppe, abbiamo finito. No, quelle non sono zeppe, no. Ok, comunque Miss Zeppa è lei, indiscutibilmente. Fatemi passare, scusate. Vediamo che altro c'è qui. Ma niente, i cappelli. Venite su, tutte quelle con i cappelli, ragazze. Tutte quelle con i cappelli, possono salire? No, direi che Alessia Gioffi è un caso a parte, anzi, io vorrei dedicare 35 minuti esclusivamente ad Alessia Gioffi, look daltonico, mi sono vestita al buio. Ecco qui, tutti i colori del mondo, calzini diversi, calze di diverso colore, meraviglioso. La luce a casa proprio no. E che altro? Cappelli di ogni genere. Cappelli, ecco, cappello da cowboy, lei meravigliosa, stile country perfetto. Cappelli da Monello, cappelli da qui qua, cappelli psichedelici. Ecco qui abbiamo il cappello da cameriera secca, sì. Ah, Francesca Bettinelli, un meraviglioso fungo atomico, non saprei come definire. Ok, niente male. Ok, le ragazze col cappello a posto. Chi altro abbiamo? Dunque, vediamo. Tutte le zampe di elefante, tutti i pantaloni a campana, din don dan, i pantaloni suonanti, venite un po'? Sì, l'abbiamo già fatti vedere, ma voglio vedere quante di voi seguono questa tendenza degli anni 70. Quante di voi? Tu, una campana... Ragazzi, vi siete intimidite? Dove sono tutte le altre campane? Questa è una campana più discreta, fiorellino, con collanina esotica, niente male. Ah beh, questo anche un po' di nude look. Ah, questo è meraviglioso anche. Questo rigorosamente ai negozi dell'usato, vero? Dì la verità. Certo. Bellissimo, infatti il vero stile anni 70 si trova nei negozi dell'usato, molto carino. Vediamo che altro rimane, cappelli... Chi? No, ecco, vediamo, la bandana. Quante di voi usano la bandana? Oh, possiamo vedere i vari modi di utilizzare la bandana. Questa come foulard, questa per tenere la coda. Dov'è la tua bandana? Addirittura Marzia come bracciale. Si inquadra Marzia con la bandana bracciale alla mia, ecco, alla mia destra. Poi chi altro ha la bandana? Ecco, questa come copricapo, un po' piratesca, molto carina, anche tu sempre centrino nonna di Mary, tu anche la bandana al collo, stile country. Io avevo visto prima un paio di ragazze, ecco, Sabrina, vieni un po' su, tu sei stile country, chi altro è stile country? Barbara, sì. Ecco, lei va moltissimo di moda adesso la giacca con le frange, vero? Quante
voi hanno la giacca con le frange? Alzino la mano. Ah beh, quasi tutte, lei addirittura le frange sulla borsa. Bene, che altro ci manca? I jeans, tutte con i jeans, tutte, ragazze, i jeans non li usa nessuno, no, i jeans proprio non vi piacciono, mamma mia, proprio completamente impazzite, ok? Grazie ragazze per questo meraviglioso entusiasmo. Vi prego, non vi scatenate così tutte insieme, vi rovesciate la scrivania. E dopo i jeans, e dopo aver visto tutto questo po' di diversi modi di abbigliamento molto stravaganti, vogliamo vedere il classico. C'è una ragazza classica, semplice, senza fronzoli, Giorgia. Ecco, lei proprio stile classico, come vedete, coroncina in testa, camicettina molto romantica, pantalone, potresti farci un piccolo, ecco, beh, anche lei molto classica. A Roma si chiamano parioline, non so, in altre parti d'Italia, sì, classiche, carine, molto semplici. Anche tu non sei proprio... Sì, c'è anche Teresa della produzione. Teresa, facci vedere, vieni un po' su. Modello Teresa. In rosso, la signora in rosso, splendida. Guardate quanto è bella Teresa della produzione. Meravigliosa in rosso. Bellissima. Attenzione ragazze, abbiamo il pezzo forte della nostra sfilata, signore e signori, look Paolo Galanti. Non una donna, un uomo, non un uomo. Prego, è un onore per me. In realtà questa è solo la parte anteriore, quella posteriore di cartone. Ha voluto risparmiare anche sui vestiti, come vedete è un look molto classico. Anche lui è un pariolino, diciamoci la verità. Uno yuppie rampante. Sento che le ragazze si scatenano. Non poteva mancare accanto a Paolo Luigi Ricci, Marina. Ragazze, prendete una decisione. Scusate, Luigi Ricci vedo che ha sposato il look di Alessia Gioffi, tentando di renderlo più classico. Io trovo meravigliosa questa camicia a quadretti vinta al pranzo servito e la cravatta, non so, una fantasia strana. Ecco Stefano, esponente tipico di Publitalia, molto sobrio, molto classico. Scene di delirio nella Rai. Ecco la nostra Marina, ecco questo proprio lo stile. Della nostra collezione, la risposta di Donella Rai a Yul Brynner, Bob! Abbiamo qui non stoccato, non ho sentito bene, un momento ragazzi, scene di delirio, non stoccato. È il nostro assistente di studio responsabile di tutte le ragazze, ovviamente amatissimo, ha un look molto paterno, Roberto, le ragazze ora clamano a gran voce Roberto, il nostro assistente di studio, meraviglioso, dallo sguardo seducente, irresistibile. Ecco il tenebroso del nostro studio. Ragazze, altro che Dylan, il vero Dylan è lui, bellissimo, guardate che sguardo. Ecco dunque, giustamente lui fa il suo lavoro e io devo fare il mio, e per fare il mio devo stare ai tempi. Sono già 10 minuti, anzi per l'esattezza 11 minuti e 2 secondi, 3 secondi, 4 secondi, 5 secondi che siamo in onda. Io devo assolutamente chiudere, vi ricordo ancora...